L'anima di un ragazzino appare a Don Bosco dall'aldilà e gli rivela: ho un messaggio per i miei genitori. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di un ragazzino morto all'età di 17 anni in stato di grazia. Don Bosco fu chiamato al suo capezzale nella speranza che le preghiere di questo grande santo potessero in qualche modo evitare l'inevitabile, potessero compiere il miracolo della guarigione di questo ragazzino di soli 17 anni. Però purtroppo le preghiere si rivelarono vane e questo ragazzino, prima di spirare, disse ai genitori: vado in paradiso, me l'ha detto Don Bosco. Ecco che a un certo punto, un po' di tempo dopo che questo ragazzino morì, gli apparve a Don Bosco in un mare di luce, bellissimo nell'aspetto, con vesti bianco-rosate e sul petto ricami d'oro, con una collana a vari colori, bianco, nero e rosso, ma con questi tre ve n'erano infiniti altri da non potersi descrivere. Ecco che Don Bosco gli domandò: perché vieni, cara anima? E costui gli rispose: non è necessario che io venga, non ho bisogno di camminare. Dimmi, sei felice? Godo di una felicità perfetta. Non ti manca proprio nulla? Soltanto la compagnia del babbo e della mamma. Dimmi, perché non ti fai il loro vedere? Ci vuole il permesso di Dio. Se io parlassi a loro, le mie parole non otterrebbero lo stesso effetto. Bisogna che queste passino per lei, Don Bosco. Cosa devo dire ai tuoi genitori? Che si facciano precedere dalla luce e si procaccino amici nel cielo. Il volto di questo ragazzino era radioso, di una luminosità che cresceva sino ad abbagliare la vista. I suoi lineamenti erano gli stessi di quando era in vita. Dimmi, ma tu sei morto o vivo? Io sono vivo. Eppure sei morto. Il mio corpo è sepolto, ma io vivo. Non è il tuo corpo quello che io vedo? No, non è il mio corpo. È il tuo spirito? No, non è il mio spirito. È la tua anima? No. Cos'è dunque ciò che io vedo? Quello che tu vedi è la mia ombra. Ma un'ombra come può parlare? Oh, si può farlo per permissione di Dio. E dimmi, la tua anima dov'è? È presso Dio, sta in Dio e lei non può vederla. E in che modo tu vedi noi? In Dio si vedono tutte le cose, il passato, il presente e il futuro, e si vedono come in uno specchio. Dimmi, cosa fai in cielo? In cielo io dico gloria a Dio. A Dio si rendono grazie, grazie a colui che ci ha creati, a colui dal quale tutto ha principio. Grazie, lodi, alleluia. Dimmi ancora, come va che tu sei in paradiso e anche qui? Più presto della luce e con la rapidità del pensiero io vengo qui, nella casa dei miei genitori e altrove. Oh, dimmi qualche cosa che risulti utile ai giovani. Bisogna che i giovani prendano Gesù Eucaristia con frequenza. Devi ammetterli presto alla Santa Comunione.
Dio vuole che si nutrano della Santa Eucaristia, ma come si fa a comunicarli quando sono ancora troppo piccoli? Dai 4 ai 5 anni si mostri loro la Santa Ostia e preghino Gesù guardandola. I fanciulli devono essere ben compresi di 3 cose: amore di Dio, comunione frequente e amore al Sacro Cuore di Gesù. Prima di lasciarmi, dammi un'altra spiegazione. I tuoi genitori ed io pregammo perché tu non morissi. Perché non fu esaudita la nostra preghiera? Perché fu meglio che io non guarissi. Come mai? Avresti fatto opere buone, avresti dato molte consolazioni ai tuoi genitori, ti saresti occupato maggiormente a far glorificare Dio. Don Bosco, lei ne è ben sicuro? Pronunziò lei stesso la sentenza, amara per me, amara per i miei genitori, ma tuttavia fu per il mio bene. Quando lei domandava la mia guarigione, la Santa Vergine diceva a Gesù: questo ragazzino adesso è mio figlio, lo voglio prendere ora che è mio. Quindi ci dovremo preparare noi per venire in paradiso. In seguito le darò la spiegazione che desidera. E l'apparizione cessò. Don Bosco osservò: ah, è indicibile la bellezza degli ornamenti che rivestivano la persona di questo ragazzino. La sola corona che gli cingeva la fronte avrebbe richiesto non giorni o mesi, ma anni per esaminarla particolarmente, divenendo sempre più brillante e dilatandosi a misura che la si contemplava. Don Bosco era commosso quando parlava di queste apparizioni ed i suoi occhi si bagnavano di lacrime.